Da oggi i dipendenti del comune di Padova che stanno o vogliono affrontare una transizione di genere potranno scegliere con quale identità e nome figurare nei loro documenti e badge elettronici. La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il nuovo regolamento sulle identità alias. L'identità provvisoria ed elettiva scelta dai dipendenti che sono nel momento di transizione di genere. Questo per garantire in qualche modo la possibilità che loro si sentano più a loro agio possibile in questo momento, come dire, delicato delle loro vite, e potranno farne richiesta contattando il caposettore delle risorse umane. Verrà sottoscritto un accordo di riservatezza che possa garantire la confidenzialità della loro situazione, oltre che della loro identità e dei loro dati personali, e viene poi appunto scelta questa nuova identità che potrà essere utilizzata dal dipendente in tutto quello che è l'attività interna del Comune di Padova. Una svolta importante sul fronte dei diritti civili che serve a garantire maggiore serenità a chiunque voglia affrontare il percorso di transizione e che così potrà utilizzare l'identità che non si riferisce al genere di nascita ma a quello elettivo. L'alias consente alle persone di avere una vita più tranquilla, più serena e di non dover spiegare niente a nessuno delle proprie scelte. Il comune di Padova ha oltre 1800 dipendenti. Questa scelta dell'amministrazione e del settore risorse umane nasce dalla mozione presentata dalla consigliera del PD Etta Andreella sull'onda di quanto già attuato dall'Università di Padova e da altri comuni italiani. Crediamo però che questo sia in ogni caso un importante passo verso l'inclusione, che resta la priorità dell'amministrazione del Comune di Padova. L'inclusione si realizza in tanti modi e in tante forme, ma in primo luogo proprio nel posto di lavoro, e quindi è questo quello che intendiamo garantire ai nostri dipendenti.